Tre attori erranti, un territorio da esplorare e una sfida. Oh Tosi, idea! Scommettiamo che riusciamo a fare il giro di tutti i comuni del Veneto in 48 ore. 48 ore? Ara chiese quasi 600. Chiese piene di autovelox. Con un mezzo che li porterà ad esplorare gli angoli più remoti della regione. Ah no? Con questa? L'autovelox è l'ultimo dei problemi. Tosi, e il Pandin va dappertutto. Sei la macchina perfetta per andare in Veneto. Pandare in Veneto, devi capire come, cioè, pandare in Veneto. Benvenuti a Pandare in Veneto. Dai ragazzi che a farla grande alle 10 siamo già in Marmolada. Parmino che affemo? Secondo lei quanto ci vorrà? Ma guarda, qui si lavori che se ti sei in officina che vuol 20 minuti. No, pensavo di più. Sì, more, ma mi so da solo che vuol 3 ore. 3 ore? Cosa femo 3 ore qua in giro? Andremo a fare un giro. Sì, ma cosa femo? E secondo me che se anche da cambiare i perni del cofano per agacciare una botta. Ma te che appena sbattuti? Mi, more! Che vuol rispetto per queste macchine moderne, c'è tutta elettronica. Andiamo a fare un giro. Tranquilla Coca, sei nelle mie mani. Cioè, per far ripartire la tua macchina mi sono sporcato tutte le scarpe di fango. Davvero? Beato Dio, come stai adesso? È stato meglio. Cosa vuol dire è stato meglio? Cioè, dice che i fanghi a Montegrotto sono curativi. È stato un fiammeio, ti hai sentito più in forza. Ma cosa vuol dire è stato un fiammeio? Cioè, non sei che sei un puteo di Montegrotto se mai a farlo guarire sua mamma e suo papà o butta in mezzo il fango. Scusate ragazzi, state a fare un po' di confusione. Sai, io me ne intendo un po', Quindi, perché non venite con me? Ma un romano che ne spiega i termini di Montegrotto? Se può. Oh, ha detto che se può. Grazie al gentile intervento del dottor Calfapietra, Marco e Pippo scoprono un mondo nuovo. Ecco ragazzi, questi sono i fanghi cosiddetti maturi. Ma e questi fanghi riescono a guarire le persone? Riescono a dare un ottimo contributo, soprattutto in tutte le forme artrosiche, la malattia degenerativa, la malattia del secolo. Chi non ha dolori alle spalle, alle ginocchia, eccetera, alla colonna vertebrale, un'applicazione una volta l'anno, anche 2 volte l'anno, riesce a mitigare i dolori e a rendere le persone più scattanti, più agili, più reattive, elastiche, come lo vuoi dire. E poi non consideriamo che questa acqua benedetta, praticamente unita all'argilla che forma il fango, si può usare anche nelle forme post-traumatiche. Quanti sportivi hanno traumi a livello articolare? Questo è un dono di Dio da tutti i punti di vista, per non parlare poi dell'acqua termale pura, in cui noi siamo nel secolo le protesi dell'anca, del ginocchio, eccetera, tempo di riduzione dell'aspettativa di benessere dopo un intervento fatto in acqua termale del 50% in meno. Quindi fatevi voi, considerando che una persona su 4 ha una protesi, quindi è proprio acqua del pane quotidiano. Quindi anche uno anziano e sportivo come Gaetano potrebbe stare meglio? Sì, insomma, prima dell'oculo anche lui ci può provare, no? E da dove viene quest'acqua? Lo volete vedere? E venite con me. Ecco, l'acqua nasce sopra Vicenza, a circa 1000 metri, si approfonda nel sottosuolo, passa sotto la città di Vicenza, quindi loro si accorgono neanche dell'oro che gli scorre sotto i piedi, e dopo circa 30 km riemerge nel bacino euganeo. Abano Montegrotto, un antico bacino di tipo vulcanico. Attraverso questo prodotto c'è praticamente l'unione con l'argilla. Come potete vedere alle vostre spalle, questo è un pozzo da cui praticamente emerge l'acqua termale, svane le vasche fino ad arrivare a maturazione. E abbiamo alla fine il fango più bello del mondo. Ridete. Ecco, adesso vi faccio vedere come si applica il fango. Ecco,
qui dove viene spalmato il fango e il paziente si mette sopra. A proposito, sdraiati un attimo. Perfetto, eccolo qua. Quindi il fango è a contatto con tutta la colonna vertebrale, col collo, con le mani, i piedi e le ginocchia. In più, quando il paziente è già così, si mettono delle puntate di fango sulle articolazioni. Non si mette mai il fango nella parte anteriore del corpo e si lascia un triangolo in modo che il calore in eccesso se ne va. Calcolate che il fango dura 15, massimo 20 minuti e dopodiché, sempre controllati dal personale, fanghini eccetera, finito il fango il paziente viene fatto alzare, gli viene fatta una doccia di pulizia e viene messo dentro questa vasca termale che contiene acqua termale, anche lì per circa 10-15 minuti. Il tutto e poi è completato. Beh, posso dire, mi sento già meglio. Te credo? È pure aiuto originale questo. Aiuta originale. Perché bastare bene tutto aiuta, no? Sì, Tutto aiuta. Vabbè, ok. No, ma tutto aiuta. Oh, bellissimi sti fanghi. E sei anche tutto gratis. Sì! No, è proprio vero, sono tutti gratis. Sì. L'USL passa a ogni cittadino italiano 12 fanghi e 12 bagni. Con impegnativa tranquilla, tutto gratuitamente. Ogni anno. Ogni anno. Ma chi te sapevi sta roba? Certo. Ma tutti dovrebbero saperlo. Sì. Però Gianfranco, un'altra roba che non tutti sanno, però non so se è vera. Pare che sti fanghi abbiano effetti, si dice, no? Fanghi? Stimolanti, no? Qua te volevo. I fanghi aumentano la produzione di endorfine, che sono chiamate le ormoni della felicità. Per cui gli omitti e le femmine vanno da Dio. Sì. Grandissimo. Oh, grazie mille, Gianfranco. Gianfranco, Grazie. Ciao. Però anche te, manco sai udare. Aspetta un attimo che mando un messaggio. Amore, domani mattina fanghi. Bella la sera che è pronta. Grazie. Vai che se riparte, marmolada, stiamo arrivando! Oh, ma quello sei il meccanico. Sì, e cosa che fa qua? Ma che ne so? Ma scusi meccanico, ma ha finito con la macchina? Sempre la ferma è così. Ti ha paura di te, ciao a Coco. Guarda che la nostra officina è organizzatissima. Mentre uno lavora, st'altro fa pausa. Scusi, ma non è detto che è da solo in officina? E ora fate una domanda. No, guardi, noi abbiamo un obiettivo, fare il giro del Veneto in 48 ore. 48 ore. Ma ti che avevi a partire da Sant'Antonio a Padova? A ti non ti serve un meccanico, te vuoi un miracolo? Nella prossima puntata, l'auto non parte ancora. E così, dopo aver scoperto il potere del fango, Marco e Pippo si tufferanno in una nuova avventura.